Allora, grazie per averci preferito, questo è uno speciale elezioni, visto che oggi è il giorno in cui comincia la competizione elettorale, almeno questo dice la legge. Presentate le liste, le commissioni incaricate a valutare, a vagliare, a vedere se tutti i partiti che si candidano alla competizione elettorale abbiano rispettato le procedure previste dalla legge elettorale, poi domani alle 12 l'ufficialità di quelle che saranno pronte così per passare al vaglio dei cittadini. Noi abbiamo due collegamenti, oltre ad un ospite in studio, graditissimo, il professor Walter Nocito, che ringrazio per essere qui. Lui è docente di istituzioni di diritto pubblico all'Università della Calabria, ci spiega anche i meccanismi di questa legge elettorale, perché tutti dicono si può fare il voto disgiunto, non è così, lo dobbiamo dire subito. Qualcosa dobbiamo dirla, dobbiamo escludere questa per pulire le idee. Ecco, dobbiamo spiegare anche come funziona, poi ci sono tanti passaggi tipo l'attribuzione dei seggi col premio di maggioranza, che cos'è il premio di maggioranza, come si è eletti, che percentuale occorre ottenere in sede circoscrizionale, in sede regionale, le coalizioni, lo sbarramento dell'8%, insomma c'è tanto materiale di cui discutere e grazie alle conoscenze del professor Nocito andremo ad approfondire. Ma subito la parola ai nostri inviati, c'è Gianluca Pasqua alla Corte d'Appello di Catanzaro. Gianluca, si sta ancora discutendo, vero, di questo ricorso pendente, cioè di una delle liste a sostegno di Callipo legata, mi pare sia 10 idee per la Calabria, è questa, no? Si sta ancora discutendo, Gianluca? Esattamente, direttore, 10 idee per la Calabria. Intanto ancora buon pomeriggio dall'Aula del Crocifisso della Corte d'Appello di Catanzaro. In questo momento hanno lasciato l'Aula del Crocifisso i delegati della lista 10 idee per la Calabria, che hanno ottenuto di verbalizzare la presentazione, seppur tardiva, della dichiarazione di collegamento con la lista regionale, uno degli elementi di cui parlavamo prima a supporto della presentazione della lista. Ci hanno spiegato un po' la dinamica dei fatti. Una persona che doveva trasportare materialmente un documento da Cosenza a Lamezia e poi a Catanzaro ha avuto un incidente, ha ritardato il suo arrivo al Tribunale di Catanzaro, dove era già presente un delegato della lista, il presentatore, quello ufficiale. Detto questo, non è stato possibile entro i termini di mezzogiorno presentare tutti i documenti richiesti, è rimasta fuori questa dichiarazione, forse qualcos'altro. Alle 12 sono state chiuse le porte in faccia a questo presentatore della lista, dopodiché l'avvocato Granata è arrivato qui nella Corte d'Appello di Catanzaro cercando di sanare la situazione, seppur in ritardo. È stata verbalizzata appunto il deposito di questo documento e adesso si tornava lì al Tribunale per cercare di fare la stessa cosa. Situazione che resta in bilico, come dicevamo ci sono 24 ore di tempo per la Commissione elettorale centrale per capire e decidere se tutto è regolare, non soltanto per questa lista ma per tutte quelle presentate in questa sede nelle 3 circoscrizioni, dopodiché c'è un ulteriore tempo per presentare il ricorso e poi naturalmente dopo la decisione definitiva la via del ricorso amministrativo se dovesse essere rigettato anche il secondo tentativo. Gianluca, sì. Ci fai un breve riepilogo delle liste presentate, così introduciamo lo spazio dedicato a questo speciale elezione? E lo faccio ancora in ordine alfabetico, partendo da Francesco Aiello, candidato a Presidente della Regione Calabria, con a supporto la lista del Movimento 5 Stelle e una lista civica che si chiama Calabria Civica Liberi di Cambiare, di cui lui è capolista. Pippo Callipo ha a supporto il PD, i Democratici Progressisti di Flora Sculco e poi la lista civica Io Resto in Calabria. Resta naturalmente in sospeso la situazione di 10 idee per la Calabria.
Vittore Santelli ha a supporto 6 liste invece, con Forza Italia, la Lega, Fratelli d'Italia, Casa delle Libertà, UDC e Santelli presidente. L'altro candidato, il quarto, sempre in ordine alfabetico, è Carlo Tanzi, con 3 liste a supporto: Tesoro di Calabria, presente in tutte e 3 le circoscrizioni nord, centro e sud; Calabria Pulita, presente nella circoscrizione nord; Calabria Libera, presente nella circoscrizione nord. Bene, grazie Gianluca. Mi pare, se non ci sono altre informazioni da immettere nel circuito di questa trasmissione, possiamo chiudere con te qui il collegamento. Va bene, hai altre notizie Grazie particolari? Direttore, al momento non ci sono altre annotazioni particolari. Io ringrazio chi ci ha accolto qui nell'aula della Corte d'Appello di Catanzaro, il personale della Commissione elettorale centrale, molto disponibili e gentili naturalmente a darci le informazioni, a farci capire come funziona questo meccanismo. Resto in ascolto per ascoltare il professor Nocito e sapere tutto su questo meccanismo elettorale. Grazie Gianluca. A Cosenza invece c'è Isabella Roccamo. Anziché Alfredo Algelo hai trovato riparo all'interno del Tribunale. Ospitalità. Sì, ospitalità. Come vedi, la porta adesso è chiusa perché la Commissione sta valutando tutta la documentazione a corredo delle liste presentate. Come ti dicevo nel precedente collegamento, sono 14 le liste pervenute alle ore 12, però c'è questa 15ª lista. Anche qui io ho 10 idee per la Calabria, una lista a sostegno di Callipo che lotterà fino all'ultimo per far parte della partita. Qui con noi c'è anche Enzo Serra che non so se vorrà, il rappresentante di lista, se vorrà intervenire con noi ai microfoni, perché stanno portando la documentazione che mancava proprio a corredo dei nuovi candidati. Dottor Serra, può venire qui con noi perché so che non vi date per vinti. Ci proviamo fino all'ultimo secondo. Cosa mancava in questa documentazione? Mancava una certificazione perché abbiamo dovuto fare degli apparentamenti, perché la raccolta delle firme, 2000 firme per provincia, in 10 giorni, è un qualcosa che è fuori legge, è fuori da qualsiasi logica di diritto e di democrazia. Noi a Reggio Emilia, in Emilia bastano raccolta di 1000 firme, qui abbiamo livelli di ingresso su una popolazione che non c'è, di 2000 firme per provincia, ma per che cosa? Per certificare che cosa? Per permettere ai soliti noti di presentarsi e di lasciare fuori le persone per bene che vogliono fare politica. E adesso voi siete ancora qui perché state portando i documenti? C'è una certificazione che purtroppo è rimasta nella cartella di un'altra persona e adesso è tornato indietro per provare a si tenta, insomma, non chiaramente, perché come vede, grazie davvero. Sì. Non ci sono Dicevo, c'è la commissione cose curiose, interessanti da dirci. Isabella, ci da riferire qualcosa di interessante, oppure possiamo chiudere anche con te il collegamento? Guarda, le liste, insomma, le avete anche voi, insomma, le liste che sono a sostegno dei candidati insomma, per questa corsa. Ecco, davvero adesso inizia la vera campagna elettorale. Ci sono nelle liste consiglieri comunali, consiglieri regionali uscenti, ci sono delle liste che non hanno presentato appunto i loro candidati, come il Partito della Rifondazione Comunista. Insomma, hanno diffuso anche un comunicato questa mattina spiegando i motivi. Insomma, c'è un parterre, insomma, adesso si parte davvero con la campagna elettorale, ma chiaramente tutto quello che è stato presentato, le firme, la documentazione, dovrà essere valutato appunto dalla commissione che, come ti dicevo, è dietro questa porta che sta lavorando. Grazie Isabella per il tuo lodevole contributo e a chi ha collaborato con te per la realizzazione di questa diretta. Ci vedremo nelle prossime ore in redazione. Grazie. Professor Nocito, allora, mi pare che sostanzialmente c'è una sorta di riproposizione numerica, no? Dei numeri che avevano caratterizzato la precedente competizione elettorale, fatta eccezione di una sola presenza in meno alla candidatura da Presidente. Il resto è questo: 15 liste allora, 15 liste oggi,
5 candidati a Presidente nella precedente tornata, 4 candidature alla Presidente oggi. Che cosa può significare questo? Intanto, se la regia mi manda la schermata con i nomi i volti dei candidati alla Presidenza. Prego, professore. Grazie per l'invito. Io sono ben lieto di poter dire qualche cosa su una legge regionale e sul sistema politico che l'ha prodotto e la utilizza, che ha i toni della descrizione, ma se vogliamo anche i toni della critica. Io vorrei che si dicesse che abbiamo uno statuto regionale da quasi 20 anni e abbiamo una legge elettorale da quasi 20 anni, non cambiata da quando è stata promulgata, proprio prodotta dal Consiglio nel 2005. La legge della quale oggi vediamo l'applicazione con polemiche, probabilmente, con anche curiosità che verranno rispetto a chi arriva terzo, arriva quarto, arriva quinto e non entra in Consiglio, perché questa è un'altra specificità, è la legge numero 1 del 2005, ma il sistema politico dal 2005 al 2010 al 2015 non era cambiato, nel 2020 è cambiato il sistema politico, abbiamo un tripolarismo, ma la legge non è cambiata. La legge era pensata per un bipolarismo. Questo io dovrei dirlo se volessi fare un po' anche l'analisi politologica. Questa è una legge sbagliata per molti aspetti, il principale dei quali è che non è una legge sul tripolarismo o su un pluralismo sostanziale. È una legge che aiuta il primo, il secondo e non aiuta il terzo e il quarto e non ha il ballottaggio. Attenzione che questa è una cosa che mi va di segnalare perché qui si vince con un voto in più sulla lista regionale. Cos'è la lista regionale? È il presidente mono, una persona che prende un voto in più degli altri. Se noi pensassimo alle cifre che si possono realizzare, cioè a un 40-45% di partecipazione dei votanti, degli aventi diritto al voto, e il primo che arriva si accontenta di un 33% dei voti, noi avremmo che elegge la giunta regionale e il presidente che la presiede un terzo del 40% dei cittadini calabresi. A me sembra che questa legge sia poco democratica dal punto di vista non della legittimità, ma della legittimazione del potere e dell'istituzione giunta regionale. Perché, attenzione, la legge serve a rinnovare sia la giunta, cioè il presidente e i suoi assessori, previsti dalla Costituzione italiana, sia il Consiglio. Sul Consiglio c'è un criterio proporzionale di composizione corretto da un premio di maggioranza di 5 consiglieri, mentre sul Consiglio, sul Presidente, quindi sull'organo esecutivo, c'è un sistema di elezione diretta. Quindi praticamente... La domanda è obbligatoria l'elezione diretta? La risposta è costituzionalmente non è obbligatoria. È una scelta dello Statuto regionale del 2003 e della legge regionale del 2004, poi rivista per piccoli aspetti, ma non nel suo impianto maggioritario. Professore, diciamo che il premio di maggioranza sostituisce il famoso listino, no? Esattamente. Non c'è più listino, c'è il premio di maggioranza. E infatti se noi leggessimo questa legge, la numero 1 del 2005, spesso si cita la lista regionale, ma la lista regionale è una persona. Invece nella legge originaria dalla quale trae origine tutto il processo di esecutivizzazione del potere regionale, cioè il Tatarellum del 1995, la legge approvata dall'allora deputato di Alleanza Nazionale Tatarella, che era valida per tutte le regioni prima della riforma costituzionale del 1999. In quella legge era previsto il listino e la Calabria ha visto funzionare bene o male il listino il 95, il 2000 e il 2005. Il 2005 però è stata poi modificata la legge e si è pensato di superarlo con l'elezione secca del Presidente e il premio di maggioranza attribuito non a una lista predefinita di persone fuori dall'agone e dalla ricerca del consenso sulla preferenza, ma nel consenso delle preferenze, cioè i più votati o quelli indicati poi dalla casualità di una legge elettorale che non è mai semplice come nessuna legge elettorale lo è. Vediamo intanto come si vota, così ci chiariamo le idee.
Elezioni regionali 2020. Potrai votare nella sola giornata di domenica 26 gennaio, dalle 7 alle 23, presentandoti al seggio con un documento di riconoscimento e la tessera elettorale. Si vota su un'unica scheda. Come si vota? Nella scheda elettorale, che sarà di colore verde, troverai i nomi dei candidati al ruolo di presidente. Di fianco al nome di ciascun candidato ci sono i simboli della lista o delle liste che lo sostengono. Puoi votare solo per un candidato presidente, tracciando un segno sul nome. Puoi votare solo per una lista, contrassegnando il simbolo corrispondente. In questo caso, il voto si estende al candidato presidente collegato. Puoi votare un candidato presidente, tracciando un segno sul nome, e una delle liste a lui collegate, tracciando un segno sul simbolo di una di tali liste. Elezioni regionali 2020. Si vota domenica 26 gennaio dalle 7 alle 23. Bene, professore, però la legge è questa e quindi va preso atto che questa è la legge. Sulla base di quello che è previsto negli articoli di questa legge va impostata la competizione elettorale. È una competizione elettorale complicata poi per quanto riguarda i numeri da ottenere sia in sede provinciale che in sede regionale. Ricordiamo che c'è il famoso sbarramento, lo sbarramento di coalizione, che è quello dell'8%, no? Questa è una soglia che se non la si supera non si entra in consiglio regionale. Sì. E poi lo sbarramento intracoalizione. Che è il 4%. Cioè ogni lista, se ha la volontà effettiva di candidarsi per tradurre i voti in rappresentanti, quindi per rendere sostanziale il diritto elettorale dal punto di vista della rappresentanza politica in consiglio, deve superare il 4%. Sono due soglie molto alte, in altre regioni sono più basse. Alcuni sostengono, io fra questi, che sono ai limiti della costituzionalità perché tolgono alta, anche diciamo, per la eccessiva, diciamo, rigidità, il rigor di chi deve raccogliere voti. C'è da dire che in effetti anche la Calabria è molto frammentata politicamente, territorialmente, gli elettori sono pochi, quindi non è facile fare reti e diciamo, candidature su liste che poi lo superano questo 4%. È probabile che delle 15 liste una piccola minoranza superi il 4%. Ma forse è fatto anche per esemplificare il quadro ed politico. Ed è fatto per no? semplificare, no per evitare i monogruppi. Cioè favorire come dire, no, l'unione per più formazioni politiche per dare corpo ad un progetto politico elettorale. E poi c'è l'aspetto voto disgiunto che ora ho sentito dire anche da parte del candidato Mancato Chiudo che è l'elemento penalizzante chi vuole fare innovazione politica in Calabria con questa legge. Sono d'accordo. A mio avviso il voto disgiunto aiuta l'innovazione perché dà lo spazio, il respiro e la visibilità ai candidati a prescindere dalle liste che lo supportano, quindi vince o comunque si afferma un candidato anche con liste non fortissime, non forti, meno forti della sua persona. Però, è il sistema dei comuni, superiore ai 15.000 abitanti. Però qui non c'è, quindi bisogna ricordarlo. Quindi, attenzione, se praticate il voto disgiunto, la vostra scheda verrà annullata. In Calabria è vietato il voto disgiunto, pena la nullità della scheda. In Emilia-Romagna invece, che è una regione del nord Italia che va al voto contemporaneamente con la Calabria, il voto disgiunto c'è e gli effetti espliciti e impliciti sul sistema politico io direi si vedono, perché se poi dovessimo dire qualche parola sul sistema politico, a mio avviso è facile notare che l'Emilia-Romagna è un sistema politico maturo in cui il disgiunto è servito, la Calabria si è dimostrata invece sulle alleanze, sulle procedure e anche diciamo, sulla scelta dei nominativi abbastanza titubante,
tentennante o addirittura in alcuni casi litigante. Si Sì. pensi alla destra, ma si pensi anche al PD, al candidato del PD e a quelli che attualmente sono persone che voteranno nel campo del centro-destra. Senta, professore, la precedente competizione elettorale ha attratto il 44% dei calabresi, degli aventi diritto al voto. Sì. Una soglia bassa, diciamo, di mancata partecipazione al voto. E più si abbassa la quota dei partecipanti alla competizione e più si alza la quota necessaria per entrare in consiglio regionale, no, professore? Sì, la partecipazione al voto è calante nelle regionali, è vero, negli anni 90 era più alta che negli anni 2000, al 2014 è stata bassissima, via motivazione anche il periodo autunnale, ora c'è il periodo invernale, ma c'è la disaffezione. Non c'è dubbio che il sistema dei partiti, il sistema dei movimenti non riesce a portare sull'ente regione il corpo elettorale ed è probabile che cali. Se dovesse essere confermata la quota del 44%, noi ci auguriamo che sia molto Superata. più alta, perché è giusto che i cittadini vadano ad esercitare quello che è un loro diritto, che è quello di esprimere la propria preferenza verso un progetto politico che ritengono vicino al loro modo di vedere e di pensare, che è rivolto proprio alla Calabria. Se dovesse registrarsi la stessa quota, quella cioè del 44%, con 4 candidati alla presidenza, occorrerebbe il 32-33% per la vittoria. È un vulnus, se vogliamo, come dicevamo prima, a questa legittimazione degli esecutivi, cioè il 15, il 16, il 17% degli elettori organizzati porta a casa un presidente e una giunta. È troppo bassa la cifra. Io credo che in Emilia-Romagna erano scesi al 37% nel 2014, quel sistema politico si è tirato sulle maniche, anche la Lega contribuisce nell'attivazione di elettori che magari non potevano andare nel 2014 con tranquillità a votare. In Emilia-Romagna la sondaggistica e le rilevazioni dicono che il tasso di partecipazione è in crescita. In Calabria non abbiamo i dati, ma è probabile che i dati nel mese che viene, nei giorni che verranno, sono in calo. No, ci auguriamo che siano in crescita i dati. Perché li aspettiamo dati sull'interesse al voto. Perché la partecipazione è sempre un atto di grande democrazia, no? Io esprimo liberamente il mio voto scegliendo il progetto politico che più mi È anche aggrada. auspicabile un sistema dell'informazione che in 25 giorni colmi le lacune sulla informazione dei candidati e dei programmi, perché si compete anche sui programmi, non solo sui nomi, e i giornalisti, il sistema anche dei social, dei new media, degli old media, parli un po' di programmi, perché non se ne è parlato. Ma adesso inizia la campagna elettorale, Adesso, professore, inizia adesso, quindi dopo ultimata questa fase importante, che è quella di sistemare, chiudere le caselle, come si dice in gergo, poi comincia la fase della campagna elettorale. Senta, è previsto anche che ogni candidato, per esempio alla presidenza, debba avere una lista a livello regionale, cioè Sì. quindi presente su tutte e 3 le circoscrizioni, e l'altra può averne anche 2 o 3 in un'unica circoscrizione. Sì. Questo prevede la legge pure, no? Sì, io, mia conoscenza, sono almeno 2 le liste che vanno presentate sulle 3. Le circoscrizioni in cui è diviso il territorio sono nord, centro e sud. Credo e spero che insomma, la rappresentanza sia su almeno 2 di 3, non su una singola. Vedremo poi se la Commissione, in applicazione della legge, tiene un criterio restrittivo o un criterio, diciamo, espansivo di valutazione delle ammissioni alle candidature, perché poi l'ammissione alla candidatura la fa la commissione che abbiamo visto prima. È insindacabile il giudizio della Sì, ci sono dei ricorsi elettorali, ma se interpreta in senso stretto credo che una circoscrizione su 3 sia poca. Quindi francamente anche qua cumulare voti su liste in cui non tutti i calabresi si possono esprimere potrebbe essere troppo localizzato il fenomeno. Poi c'è anche il problema della doppia preferenza di genere che noi non abbiamo e che l'Emilia-Romagna ha. Questa è una delle grandi carenze della legge del 2005 che andrebbe sanata, come lei ben sa.
le donne hanno fatto un appello, Sì, 147, ma il Consiglio regionale non si determina sul Senta, punto. professore, prima di chiudere le chiedo questo, cioè a questo punto, cioè le liste e i candidati alla presidenza, quindi la loro certificata partecipazione avverrà solo al termine del lavoro di esame, cui è chiamata la commissione elettorale che giudica, vede, controlla, scruta all'interno. Sì, anche sulla simboli elettorali, i contrassegni vanno valutati se sono ben descritti, se non sono imitativi o copiativi di altri, e quindi che c'è la chiarezza. E il limite poi è il riferimento per esonerare le liste dalle firme ai gruppi politici nazionali del Parlamento Quindi, italiano. diciamo che bisogna aspettare. Sì, per parlare di lista definitiva io aspetterei domani pomeriggio, insomma. Ecco, poi eventualmente se una lista dovesse risultare esclusa può fare ricorso. Può fare ricorso. E può riunirsi d'urgenza, di nuovo la commissione, con gli stessi membri, professore. A riesaminare quella. La lista esclusa può addurre motivi e anche integrare documentazione, pare che ci sia il caso, insomma, c'è il caso. Grazie professor Grazie Nocita. a voi. Grazie a quanti Buone ci hanno feste. seguito, buone feste a tutti, ci vediamo presto perché la campagna elettorale è già praticamente iniziata. Arrivederci.